non ha più. Va ora in onda L'Avvocato risponde. Buonasera, ciao Massimo, buonasera a tutti. Mi senti? Buonasera. Sì. Ciao, buonasera a tutti. Scusate, ho una botta di caldo addosso in testa, Massimo lo sa, e quindi magari sono un po' Ma non so svampita come faccio a oggi. saperlo, dato che siamo in due posti diversi, però No, perché ti ho chiamato prima, ti ho detto sto morendo di sì, no, è caldo. vero. Poi Milano Perché ormai sono 40 gradi. stavamo discutendo con Celeste sempre di una delle diatribe più grandi di questo paese, solo in Italia in particolare, perché in altri paesi non c'è. Aria condizionata sì, aria condizionata no. Allora, chiaramente noi maschietti siamo un po' più penalizzati in questo, perché abbiamo magari a volte la giacca, quindi Eh. siamo più accaldati. Oggi sono in magliette corte anche io, quindi Bravo, hai fatto benissimo. però, No, ma esatto, però quello che dico è che assolutamente ormai la consigliano anche i medici perché con i brava. 38 gradi ci sono anche negli ospedali, c'è l'aria condizionata, Ma lo poi sapete tutti. soprattutto, Celeste, credo che con il lavoro che facciamo noi, dove il cervello deve Deve rimanere rimanere bello veramente fresco, bello sì, sono fresco, con tutto d'accordo. rispetto, ma anche per chi comunque ha difficoltà a svolgere qualsiasi lavoro, ma in particolare se la mente ha bisogno di No, ma essere prima in studio il telefono è andato in crash. Mi diceva il mio telefono, che è uno smartphone, mi diceva, sai quando compare la cosina la proprio temperatura. temperatura elevata? Cioè, io lì ho detto alzo le mani, se anche il telefono si lamenta, alzo le mani. Comunque, buonasera a tutti e ben ritrovati all'Avvocato Risponde. Allora, quest'oggi mi ritrovo qui con il collega Leonardi, quindi come sapete noi vogliamo dedicare la puntata sperando di ottenere tante chiamate. Ripetiamo il numero per le chiamate, per i vostri casi e ci fa piacere che li raccontiate, non abbiate vergogna, timore, ma raccontateceli allo 0292 94 7222. Mi raccomando, noi siamo ancora molto orgogliosi di una vittoria che abbiamo recentemente avuto su un tribunale della Lombardia, il tribunale di Monza, che riguarda appunto il tema della doppia contribuzione INPS. Che cosa vuol dire, Massimo? Vogliamo raccontare chi Allora, Celeste, riguarda? l'avevamo già accennato, ma credo Certo, che abbiamo deciso poi di ripeterlo perché secondo noi merita una una grande grande, vittoria, sì, esatto, soprattutto una grande anche informativa da parte della gente che magari ci ascolta, perché certo, qualcuno potrà essere amministratore di una SRL, potrà essere anche socio e coinvolto, quindi certo. ascoltate bene, quindi se avete sentito socio, amministratore, aprite bene le orecchie e cercate di sentire bene quello che vi diciamo perché potrebbe essere utile davvero a cambiarvi, non dico la vita, ma le tasse sicuro, perché Sì, dovete esatto, sapere che la contribuzione in questi casi può essere riguardante una sola cassa, quindi se siete amministratori e percepite un compenso nella vostra certo, SRL dovete sicuramente pagare la cassa parasubordinati, ovvero quella a gestione separata per il compenso che percepite, come era la nostra tesi difensiva. Invece l'INPS sosteneva che il socio e amministratore dovesse anche pagare la cassa gestione commercianti perché lo stesso lavorava all'interno delle SRL. È un obbrobrio, noi abbiamo detto. Inizialmente sicuramente. sembrava che avessimo detto un'eresia, invece il giudice ha confermato in modo indissolubile la nostra tesi, ovvero secondo la quale l'amministratore socio paga solo una cassa, ma vi è di più. In questo caso non solo abbiamo ottenuto la cancellazione, ma la restituzione di quanto Di l'amministratore un bel aveva, importo. aveva pagato, di centinaia di Ecco, migliaia di euro. ovviamente per intentare queste cause c'è un procedimento che prevede chiaramente una fase amministrativa perché si tratta di un procedimento previdenziale, quindi prima c'è una fase, prima di giungere, diciamo, davanti al giudice c'è la fase amministrativa del ricorso amministrativo. Come vedete, ecco, vi voglio fare proprio questo esempio, cioè questo amministratore doveva, come dire, doveva abbattersi. Noi il ricorso amministrativo non abbiamo ricevuto risposta, se non ricordo male. Cioè, vedete, questa è la dimostrazione che uno non si deve perdere d'animo. Quando, purtroppo, non essendo neanche obbligatoria la risposta dell'INPS, come sapete, dopo la fase amministrativa c'è la possibilità comunque di ricorrere al giudice del lavoro e il giudice del lavoro, tra l'altro con un procedimento neanche tanto lungo, perché rispetto a quelle che sono poi le cause ordinarie, i procedimenti del lavoro sappiamo essere, e della previdenza, molto brevi rispetto a quelli, ha
appunto accolto il nostro ricorso. Quindi noi abbiamo incorniceremo questa sentenza, perché peraltro non è stato neanche fatto appello, quindi perfetto. Ecco, questo è importante, perché abbiamo atteso i tempi tecnici Per questo Celeste è molto importante, quasi, perdonami, ma ha quasi più valenza un primo grado in questo caso che, non dico una Cassazione, però il fatto che un primo grado venga impugnato vuol dire innanzitutto bisogna fare un plauso al giudice perché la sentenza era scritta bene, perché dovete sapere, amici, che gli appelli sono all'ordine del giorno, lo Stato in particolare, e poi su questo mi tolgo un sassolino, lo Stato fa presto a fare appello perché le tasse e gli avvocati li paghiamo noi, invece viceversa quando noi dobbiamo fare appello per un nostro assistito, i soldi li deve pagare lui. Quindi questi signori, con tutto rispetto per la professione dei hanno colleghi tutto l'interesse a fare appello, che stimo, ma per i quali riservo anche delle critiche che posso tranquillamente fare nel mio ruolo di avvocato, hanno ovviamente una strada più spianata rispetto a quella che abbiamo noi, giusto Celeste? Assolutamente sì, e infatti devo dire che vale doppio questa vittoria. Sì. Il nostro cliente è felicissimo e anzi potevamo anche magari, vabbè, la prossima volta magari lo facciamo. Potrebbe esserci anche un flash. Gli facciamo fare un intervento. Ma oggi ti dico di più, oggi che ha condiviso ovviamente so tu che non oggi non sei visto, potuta venire, ma ovviamente questo ha creato un riflesso perché gli altri soci che sono insieme con lui, anche amministratori, vogliono la stessa situazione. Esatto. Quindi insomma, sarebbe perfetto, ma no, ma io voglio anche sottolineare, ripeto, perché spesso sento la gente spaventata, come tu ben sai, Massimo. Cioè, voglio sottolineare che, e lo diciamo sempre, se andate dall'avvocato non bisogna perdere le speranze. Magari l'INPS non vi risponde a una lettera, non risponde alla nostra prima sollecito, non risponde al secondo, ma come vedete poi gli strumenti ci sono per poter rendere giustizia, farsi giustizia, e per fortuna lui non si è abbattuto, chiaramente era un po' perplesso, ma avendo seguito i nostri consigli è andato avanti e ha appunto deciso di fare causa. Quindi, come sapete, è l'ultimo tassello appunto prima della fase amministrativa. Comunque, chiaramente avevamo anche delle prove, perché per proporre questo tipo di causa bisogna avere delle prove ben precostituite, ben definite, bisogna avere dei testimoni che all'interno appunto della procedura siano in grado anche di provare i singoli come dire, ruoli che hanno all'interno della società. Quindi sono stati interrogati, c'è stata appunto la testimonianza, cioè non è cosa semplice, ma sicuramente questo precedente costituirà appunto questa sentenza un precedente che faremo valere in tutte le regioni, perché ricordo a tutti, anche chi fosse in ascolto non da Milano e provincia, che noi comunque, grazie anche ai sistemi informatici ormai da tempo presenti, noi riusciamo a seguirvi un po' in tutta Italia, addirittura all'estero, perché io Massimo adesso abbiamo anche dei clienti in Inghilterra, non solo in America, la tua amata America, abbiamo anche dei clienti in Inghilterra. Quindi in Inghilterra è arrivato una persona in Inghilterra che ci ha trovato, tanto squisito, perché anche un francese abbiamo assistito l'altro giorno. Appunto, un infermiere, ecco, perché seguiamo non solo cause contro INPS, ma come sapete anche contro tutte le casse private. In questo caso si parla di EMPAPI, che è la cassa degli infermieri. Ci mancava questo. Questa sì, esatto. Seguiamo comunque trattative che appunto non necessariamente devono poi sfociare in una causa, anche per chi, qualora si fosse perso dei contributi e la cassa va a riscuoterli, a chiedere attraverso appunto delle cartelle, perché ricordate che se anche andate a vivere all'estero, e adesso apro un capitolo estero, non è detto che non vi becchino, nel senso che esistono le notifiche internazionali che saranno anche costose, ma in quel caso loro le fanno e come, e vanno a prendervi anche se siete appunto dei residenti iscritti all'AIRE. E l'esecuzione, il processo esecutivo funziona anche lì. Se avete trasferito la vostra vita all'estero, avete uno stipendio lì, un contratto lì, giusto Massimo? Volevo anche dire una cosa, non è correttissimo, è perfetto quello che hai detto, volevo anche aggiungere una piccola pillola, perché noi ne sentiamo anche tante, no, dei nostri clienti, che ovviamente non sono avvocati, però l'altra grande frase che ci dicono spesso è ma avvocato, ma io non l'ho mica ritirato l'auto. Signori,
Ma voi dovete sapere che se un postino, un nesso comunale arriva nella vostra casa, in Italia ovviamente adesso c'è l'avviso di deposito, quindi la Chiaro, notifica è è perfezionata se voi non lo perfezionata, ritirate. Cioè se voi mandate via il nesso, ma la residenza, c'è vero, sbagliato la residenza, chiaramente no, ma se il nesso comunale, il postino, arriva nella residenza giusta e voi non rifiutate l'atto, l'atto ritorna, si dà per notificata e ritorna al mittente originario. Quindi verissimo. attenzione, signori, attenzione. No, bravo, hai fatto bene a specificarlo perché a volte si dà per scontato che magari si è scampati, no, la notifica, ma in realtà poi c'è la computer giacenza, cioè le notifiche, bisogna stare molto attenti, insomma, non è che non ritirando l'atto si è Sono liberi cose da... delicatissime, Celeste, sulle notifiche, Assolutamente, soprattutto la relata di notifica, sono tutti questi passaggi che potrebbero anche essere decisivi poi, perché si potrebbe anche impugnare su questi aspetti. assolutamente. Su Quindi questi è aspetti davvero... rituali di perché a rito, volte sì, poi sì. noi chiediamo chiaramente in fase di queste consulenze un costo, perché c'è un'analisi, a volte Certo. sembra una cosa, ma in cosa consiste? Sembrano cose scontate, in realtà Consiste in queste cose che potrebbe vi stiamo costituire dicendo. un presupposto, come dici tu, di un'opposizione, di un ricorso, cioè la mancata notifica. Per esempio, faccio il caso appunto di questo signore che risiede in Inghilterra. Cioè, da quello che noi sappiamo, chiaramente dovete dirci veramente come sono andate le cose, sembra quasi che non gli sia stato, cioè lui è stato destinatario solo del precetto e fase esecutiva. In realtà E, sembra che il decreto, cioè lui non sapesse fino all'ultimo, non ha avuto la possibilità neanche di opporsi. Però non è vero in realtà, perché la notifica, ripeto, all'estero è avvenuta, quindi insomma dobbiamo verificare, però non date per scontato il discorso delle notifiche, quindi fondamentale. Quindi quando ricevete un provvedimento da INPS o dagli enti previdenziali, mi raccomando, il consiglio è sempre quello. Io sembro la vecchia saggia che informa no, tutti è i clienti. giusto. Rivolgetevi subito agli avvocati perché magari vi sfugge, specialmente appunto se sono specializzati nella materia, vi potrebbe sfuggire anche un particolare di rito, come si suol dire, formale, di forma, quindi che noi ovviamente avendo l'occhio esperto riusciamo ad avere. E non vi abbattete qualora noi partiamo sempre con una diffida perché ovviamente non è professionale, non è deontologicamente neanche consigliabile partire subito con un ricorso. Bisogna sempre cercare di, come dire, giungere a un accordo stragiudiziale. Se questo poi non riesce, allora abbiamo poi la possibilità della famosa l'extrema ratio, che poi è la causa. Quindi, come vedete, è fatto tutto di passaggi. Poi, specialmente nella previdenza, dove c'è uno strumento molto utilizzato, ecco, attenzione ai termini di prescrizione, perché anche quelli Certo. sono fondamentali. C'è gente che, lasciatemi dire, si sveglia purtroppo soltanto all'ultimo, quindi viene da noi magari con il ricorso in scadenza. Tendenzialmente sono 90 giorni, che non sono pochi massimo, perché da quando io ho ricevuto la notifica, 90 giorni sono 3 mesi, che diciamo la verità, non sono pochi, avete tutto il tempo di trovarvi un avvocato, perché il mio consiglio è trovatevelo subito, anche prima della fase, diciamo, giudiziale, e nel momento in cui poi appunto l'avete ricevuto andate dall'avvocato e il mio consiglio è di agire subito o con un ricorso amministrativo, se proprio i termini sono scaduti, non essendo perentori, cioè quindi non essendo per fortuna così appunto perentori, devono... Perentorio. si può, sì esatto, si può, ti ho detto che il caldo mi ha fatto male, si può fare un'istanza di riesame, quindi in realtà si può essere rimessi in termini, a me e a Massimo è capitato, non è diciamo la situazione ideale, ma si può fare, è un'istanza di riesame in cui si chiede il riesame del provvedimento INPS. Ecco, mi raccomando, i presupposti sono che non dovete aver pagato, non dovete aver riconosciuto il vostro debito e dovete aver appunto chiaramente anche le prove di quello che si dice. Molti Certo. dei provvedimenti che noi riceviamo, per esempio, riguardano, non so,
ne abbiamo ricevuti svariati, dalle aventi ad oggetto le invalidità revocate, piuttosto che una variazione di reddito, quindi l'INPS dice è stato superato il reddito, non hai più diritto a la maggiorazione sociale, cioè sono tantissime, no, le prestazioni che vengono revocate. Però anche in questi casi, prima di aver paura e pagare, rivolgetevi all'avvocato che possa, diciamo, confermarvi se effettivamente è legittimo o meno quel debito e appunto, quella richiesta dell'INPS. La regola generale è che il pensionato non deve essere in dolo, cioè deve avere il contribuente, il pensionato, quello che è, deve avere, diciamo, sicuramente messo in atto tutte quelle comunicazioni tali per cui, così come si fa con l'agenzia, anche l'INPS è stato messo, diciamo, nella condizione di conoscere i vostri redditi, di conoscere la vostra situazione patrimoniale e i vostri eventuali variazioni di reddito, perché è molto importante far presente. Se siete già a metà strada, se avete comunicato e avete fatto presente, avete reso conoscibile all'INPS questa situazione, cioè questo è proprio il principio di base giuridico, giurisprudenziale e legislativo. Non siete in dolo, quindi noi potremmo far valere tanti principi fondamentali, la buona fede, il legittimo affidamento, eccetera, eccetera. Poi che posso dire, sono svariati i casi che ci sono capitati anche dei casi in cui il provvedimento prevedeva appunto delle revoche di invalidità di fronte a persone che effettivamente, secondo me, cioè, non c'era bisogno di essere medici per capire che erano veramente invalidi, persone sordomute, persone con patologie molto gravi. E noi chiaramente dobbiamo ricevere poi conferma dal medico legale, ma ad ogni modo erano comunque casi abbastanza Ecco, palesi. Dimmi, Massimo. un'altra cosa, Celeste, che volevo dirti su questa cosa, sempre con riferimento appunto all'invalidità e alle, tra virgolette, pretese che a volte hanno i clienti, E te perché tesi. un buon consulente, anche quello che mi dice una notizia negativa, io vorrei sempre dire notizie Ah, positive, perché certo. sono un po', però purtroppo la mia professione mi deve far essere Dobbiamo essere anche, onesti anche, ma sì, anche sì. crudo, Celeste, crudo, nel senso vuol dire diretto, senza giri di parole, Certamente. anche brutale a volte, perché diamo delle notizie che possono essere non piacevoli, ma se volete uno psicologo andate dallo psicologo, se volete un avvocato trovatevi un avvocato che vi dice le cose in faccia che E la possono anche verità. essere scomode, perché noi non dobbiamo assistere per forza persone perché dobbiamo fargli compiacere il fatto di avere ragione, noi dobbiamo vincere, dobbiamo portare a casa il Fare il risultato. possibile, Esatto. esatto. Questo presuppone una schiettezza e anche dire no alla gente. Tanti Scusami ci sono venuti. Massimo, ce l'ho qua, ma Eh, lasciami dire, proprio per questo, magari ci starà sentendo, magari no. eh, Bravissimo. eh. Noi anche deontologicamente dobbiamo essere onesti. Purtroppo ci è successo di aver ricevuto anche delle parole negative da persone, da una persona in particolare che trovo assurdo. Forse si voleva sentir dire che la causa era fattibile. Giustamente noi avevamo studiato la questione, eccetera, l'avvertenza e non c'erano No, presupposti per che poi poter era porre molto delicata, l'obiezione, si causa molto trattava delicata, di eccetera. un'impugnazione di un'eredità, cioè, voglio dire, stiamo parlando di Esatto, roba e ci siamo beccati, no, perché lo voglio dire in pubblica piazza, una giusta. recensione negativa che sinceramente per me è priva di ogni fondamento umano, giuridico e qualunque altra, diciamo, chi più ne ha più ne metta. Infatti è stata ovviamente rispedita al mittente, però non è che non accettiamo recensioni o commenti di ogni natura, però capite bene che se non c'era la possibilità di agire. Mi sono agganciata a quello che diceva Massimo, cioè noi dobbiamo essere onesti e anzi, proprio per evitare di peggiorare la vostra situazione, dobbiamo dirvelo. Non è Posso dire una mancanza di cosa? coraggio. Sì. Posso dire anche una cosa, Celeste, sulle Poi come recensioni? fate a dire che l'avvocato Leonardi ha mancanza di coraggio? Ma scusate, almeno io ancora, ma Ma come fate a io dire? È proprio una sinceramente, bestemmia. esatto, no, esatto, detta nei confronti di magari di coraggio è veramente un qualcosa che è lontano dal mio modo di operare. Sì. Io gradisco tanto quando magari qualcuno mi è stato detto, avvocato, lei non mi è simpatico. Benissimo, è un Non gusto, possiamo sono i essere gusti. simpatici a tutti. Esatto, Jessica, perché bisogna anche fare una differenza. Non è una recensione come quella del ristorante. Esempio, se andate al ristorante e dite a me quel piatto non è piaciuto, è un vostro opinione. Qua non è una questione di gusti, qua è una questione di tecnicismi. O Esatto. dite
l'avvocato Leonardi mi è altamente antipatico, però dal punto di vista tecnico ha detto una cosa giusta. Allora Esatto. non si può dire nulla, perché è un'opinione personale, sono antipatico, ben venga, lo prendo volentieri, ma non mi puoi dire che tecnicamente, se non sei un avvocato e non sei un uomo di diritto, ho sbagliato, perché allora vuol dire che stai travisando, stai mistificando quello che invece Sì, questa c'è è la mia opinione. dell'altro, esatto. Questo- Come dicevi, questo- no, come dicevi tu, non accetti che, allora, scusami, fatti tu anni di studi, prendi un titolo e forse puoi difenderti da solo facendo l'avvocato. Vabbè, chiudiamo la No, parentesi, però però. è anche giusto, cioè, se bisogna ovviamente, sai, Sì, vabbè, e lo ci diciamo, sta. siamo Accettare presenti. anche le critiche come nel calcio, no? Mi insegni tu Certo, no, che... ma poi soprattutto noi che siamo anche avvocati che spingiamo tanto sulla pubblicità, ovviamente questo è un po' l'altro lato della medaglia, Ci no? Nel sta, senso che ci sta. è come Sappiamo spesso ti ormai dico, da anni che l'avvocato succede. Collodati spesso poi si sfoga su di me, quindi riporta su di me tutti i suoi dispiaceri. Noi ci sentiamo anche a mezzanotte Sì, allora, a quindi la io recensione. esatto, No, vabbè, cerco fa parte di, del no, nostro lavoro. cerco di tutte le volte di vedere sempre il lato positivo delle cose. È una recensione, rimane tale, Ma va sì, ovviamente contestata, questo infatti il suggerimento è contestare sempre, ma perché certo, sì. mai abbassare la guardia, signori, mai, neanche sotto tortura, neanche quando uno ti punta il fucile che stai per morire, io credo che ci sia sempre la possibilità di avere Fino l'ultima all'ultimo. zampata. Never No, give ma up. appunto, ripeto, cioè non si può piacere a tutti, però ovviamente le critiche sono, come dire, ricevibili, ma in maniera educata e corretta, Certo, non certo. mistificazione della realtà è un altro discorso. Poi Comunque, Celeste, uno dice potevamo fare di più, certo, tutti possono fare di più, tutti nella vita vabbè, possono fare nessuno di è così perfetto, sì, più. appunto. Ad ogni Quando va male modo, una causa, io dico sempre, la mia frase è quella che porterò anche nella tomba, è con i se e con i ma la storia non si fa, nel senso che con è il vero. condizionale le scelte comportano anche insuccessi, ma bisogna scegliere a un certo momento, bisogna ottenere una linea che purtroppo può essere anche non vincente. Ma Certo. tornare indietro dopo e dire se avessimo fatto così lo trovo veramente sgradevole e vuol dire che allora non c'era fiducia, perché No, se oltretutto segui... dopo 6 mesi, sì. Vabbè, Eh, comunque chiudiamo la parentesi in modo diamo tale ancora il che numero, là, Celeste. sì, appunto, qua lo so che il caldo ha preso anche voi, ma anche se siete al mare, scriveteci o chiamateci 029294 7222, anche perché noi tra qualche giovedì chiudiamo baracche e burattini e andiamo anche noi al mare, si spera, un pochino. Continueremo a essere Ah operativi sì, dai. sempre attraverso mail o attraverso comunque appunto la possibilità di iscriverci la avete ad agosto. Noi, bene o male, so che in particolare l'avvocato Leonardi, ma in generale ci siamo anche Sì. ad agosto qualora Ma voglio abbiate dire, bisogno. per noi, adesso parte tutto, però la radio è una grande opportunità di comunicare Sì, per noi ed è certo, anche un'ora di svago fondamentalmente, perché poi sì, affrontiamo dei temi, tra virgolette, per noi che sono ovviamente molto, diciamo così, conosciuti e lo affrontiamo in modo leggero, quindi per noi è un piacere, però vorremmo avere anche da parte vostra una partecipazione, questo ci farebbe molto piacere, ci quindi farebbe molto chiamateci piacere. Sì, 029294 7222. 0297222, così ci raccontate un po' i vostri casi. Io poi, peraltro, adesso andremo in pubblicità, ma la seconda parte della puntata vorrei dedicarla anche a tanti altri aspetti, approfittando, di cui ci occupiamo, approfittando anche del fatto che l'avvocato Leonardi, per esempio, si occupa anche di questioni tributarie, questioni fiscali, quindi anche andando a analizzare come si comporta invece l'agenzia, noi abbiamo detto cosa devi fare per tutelarti dall'INPS e sono veramente appunto queste le azioni da fare e i consigli che vediamo. Cosa devi fare se invece hai ricevuto cartelle esattoriali? Che differenza c'è, Massimo, tra, diciamo, un avviso di addebito o quella che è già una cartella vera e propria Certo, notificata ecco, da INPS, dico a Natalia di d'agenzia? fermarci se abbiamo la pausa, perché adesso avremo la Sì, pausa. è Poi la mezza, per cui ci ci dirà rivediamo tra lei, poco. io ho la chat aperta, quando vuoi Natalia me lo dici, andiamo in pubblicità. Ormai vado Piccolo, in automatico, sì, credo che ci sia la pubblicità. A sì, tra ti ha poco. scritto? Perfetto, allora, No, però è la sì, mezza. eccolo qua, perfetto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Bentornati all'Avvocato Risponde, siamo qui con l'Avvocato Leonardi e accaldati ma pronti per ascoltare i vostri casi, però non lo state facendo. Io ripeto il numero 0292947222. Salutiamo anche chi ci scrive su Facebook. Sì. Il signor Fra Rossi, credo si chiami Francesco, che dice che va a Jesolo in vacanza. Buona Ah, sì? Jesolo. Ah, bene. Sì, sì, Ma sì, allora buona dicono Jesolo. di Jesolo, io ti posso dire che non sono mai stato da quelle parti e Neanch'io. poi vergogno, perché stanno parlando molto bene di Jesolo. Della di quelle- Riviera Veneta. Noi che critichiamo tanto il paese per le poche infrastrutture, mi risulta che lì abbiamo fatto tante cose, insomma, anche Sì. per l'infrastruttura. Ah, bene, bene. No, ma infatti anch'io non conosco quelle parti. Comunque, buone vacanze e tornate a seguirci. Noi dovremmo essere, anzi, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, come diceva Battisti, no, dovremmo essere anche noi attivi nuovamente a settembre, poi Diciamo eventualmente... che magari Celeste, Se ci ascoltate nei social, se scusa seguite Celeste, noi- però possiamo anche spoilerare, insomma, una puntata al mare potremmo anche farla in collegamento dal mare. Beh, in effetti, perché no? Non so Potrebbe se essere un modo divertente e anche sempre per non mollare, perché io dico sempre che Hai magari ragione. qualcuno alla fine, io dico E non sempre, so se agosto ci sono. però magari sto parlando anche Celeste delle persone magari anziane che credo che abbiano piacere, non lo so, dato che Certo, siamo... proponiamolo. Proponiamolo, dai, ti Proponiamolo, faccio sì, fautore. potrebbe essere una bella idea, adesso lo diremo a Vince e ai vari registi. No, comunque, prima della pubblicità ci siamo salutati appunto dicendo che alcune delle materie di cui ci occupiamo riguardano anche tutto l'aspetto fiscale e tributario. Abbiamo constatato e vi abbiamo detto più volte in questa sede che diciamo, l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate è molto diverso rispetto a quello dell'INPS, forse per certi versi è anche un po' più organizzata rispetto all'ente previdenziale. Vorrei sapere da Massimo, ma anch'io me ne occupo, ma lui sicuramente ne sa di più, quali sono, diciamo, le differenze che lui ha notato e soprattutto quando... Ecco, una cosa che la gente fa fatica a distinguere è avviso di addebito e cartella vera e propria. Che cosa si può fare? Quali sono i mezzi a tutela, diciamo, certo. del cittadino? Tu cosa Certo. consigli? Certo, allora cambia un pochettino la prospettiva. Esistono anche dei piani, qualora hai dei debiti, cambia eccetera. completamente tutto l'iter. Innanzitutto non si chiamano avvisi di addebito, mentre in ambito fiscale si chiamano avvisi bonari, che è il primo avviso che arriva, che ha una sanzione del 10%, avviso bonario, che lo dice la parola stessa. Bonario vuol dire ti provano a contestare un qualcosa e ti fanno pagare molto poco di sanzione, cioè molto poco, non è poco, il 10%, però se confrontato a quello che invece arriva dopo, che è un avviso di accertamento, che è al 30%, o può arrivare, o avviso di regolarità, oppure può arrivare anche al 100% dell'imposta non corretta, cambia molto. Quindi questo primo avviso di bonario ti dice: guarda,
Noi abbiamo riscontrato questa cosa, lo faccio molto in breve, poi non è così, Chiaro, chiaro, molto vabbè, molto più difficile, sintetizziamo. però giusto perché la gente capisca. Abbiamo visto che hai fatto questo tipo di attività, hai dichiarato questo, c'è un errorino, lo vuoi mettere a posto, mi paghi il 10% di sanzione e la chiudiamo lì. Se Certo. viceversa tu non lo paghi, scatta il secondo atto, che è quello dove tu eventualmente puoi anche impugnare a questo punto davanti Sì. alla Commissione, alla Corte di Giustizia Tributaria, perché si chiama così. Ricordiamoci Esatto. che la competenza in ambito fiscale è, diciamo così, Affidata alla demandata Corte di Giustizia alla Corte di Tributaria, Giustizia certo. di primo grado, di Che secondo è grado. regionale? Corte di Giustizia di primo grado è quella provinciale, Corte di Giustizia di secondo grado è la regionale che a Milano è presente a Milano e a Brescia, o se no vai in Cassazione al terzo grado, quindi questo è un po' l'iter. Quindi diciamo che cambia, c'è una compliance, si chiama di più, si chiama così, ovvero una richiesta, una ricerca da parte dell'Agenzia delle Entrate di un accordo che in questi anni sta aumentando molto, cioè come deflazione del contenzioso, cioè l'intento dell'agenzia è Lo dire: scopo è sempre guarda, quello. io ti ho pizzicato, no? Ti ho beccato tra virgolette su questo tipo di cosa, evitiamo di andare avanti, tanto il fatto che non l'hai versato sembra corretto, pagami quanto dichiarato, pagami quanto mi devi dare, mi dai un po' di sanzione e la chiudiamo lì. Quindi anche in questo caso l'intervento di un legale va proprio Fondamentale. esatto, a disciplinare questi aspetti. Soprattutto Ovvero quando uno riceve anche tante cartelle, perché lì magari c'è da fare anche uno studio preventivo su quali possono magari essere impugnate, quali no. Alcune abbiamo constatato che anche in quel caso l'agenzia arriva anche all'estero, quello non c'è problema, ma ad ogni modo magari non sono tutte da pagare, appunto, ci sono alcune che sono assolutamente, certo. impugnabili. Quindi diciamo così, lo screening e l'attività di un legale è proprio quello, anche verificare le notifiche se si tratta poi di cartella, perché poi manca l'ultimo passaggio. Se non pagate tutto e non impugnate, o anche se impugnate perdete poi il ricorso, a quel punto scatta la cartella esattoriale, ovvero Certo. il credito, sapete, viene ceduto, cioè l'Agenzia delle Entrate cede il credito all'agente della riscossione e lo cede con il fatto che sarà l'agente della riscossione a recuperarlo per conto dell'Agenzia delle Entrate. E quindi a questo punto scatta l'ultimo passaggio che può arrivare anche a una formula esecutiva, ovvero un pignoramento del conto corrente, cosa che sta aumentando tanto adesso. Stanno attaccando i conti correnti, gli immobili, insomma bisogna stare molto attenti. Perché No, poi, assolutamente sì. Celeste, ricordiamoci che mentre una persona fisica se impignona il conto corrente in qualche maniera magari può andare avanti perché magari ha un Per le altro conto corrente. società è ben più grave anche, è ben grave perché Hai risposto comunque tu, cioè certo, perché blocchi l'attività e oltretutto poi teniamo conto che anche dal punto di vista previdenziale non ricevi il DURC, hai una serie di limitazioni che non ti permettono di andare avanti. L'abbiamo visto con alcune società che seguiamo, perché seguiamo comunque anche qualche società e diventa poi un problema perché va ad inficiare anche altre attività. Quindi anche qui, anche nel caso fiscale, nel caso diciamo nell'ambito tributario, non spaventatevi o pensate credete di farla franca in generale. Poi certo, se c'è stato qualche errore, perché sono capitati anche errori nella notifica, errori anche solo perché vorrei concentrarmi anche sugli errori di quantificazione anche eventualmente dei contributi da pagare. Ci sono stati errori anche in tal senso, di quantificazione. In quel caso lì cioè è chiaro che non va pagata l'avviso o la cartella. Noi abbiamo avuto svariati veramente casi, per alcuni siamo riusciti a chiuderli diciamo in via stragiudiziale. Una cosa che ci è capitata anche è dover essere quasi costretti, le costrizioni non esistono in questo ambito, però perché ricordiamoci che non è obbligatorio fare causa, però diciamo la nostra strategia prevedeva appunto di provare a fare una trattativa. Non ci siamo riusciti, siamo dovuti andare addirittura a fare diciamo, a depositare il ricorso per avere poi, come dire, una risposta da parte dell'ente che quindi ci ha quasi costretti, no, a dover andare in causa per poi avere la loro risposta. Quindi sono veramente svariate le possibilità e le situazioni. Io dico una cosa: se vi affidate a un avvocato e se è specializzato, sappiate che cioè, di fatto poi dovete fidarvi e seguire la sua linea difensiva.
Comunque, una cosa che dovete ben sapere è che Agenzia delle Entrate e INPS non sono assolutamente sono due organi distinti, non si parlano, per quindi non date per scontato che ciò che avete detto o scritto nei confronti dell'agenzia lo conoscerà anche l'INPS, no. E quindi, insomma, state ben attenti su questo punto, giusto Massimo? Assolutamente sì, Celeste, nel senso che bisogna usare la massima cautela, nel senso, dovete dare per scontato un po' il discorso di prima, che non ritirando e non pagando poi le cose non arrivano. Invece vorrei Certo, anche affrontare un altro discorso, che ce ne sono capitati vari di questi sì, casi, prego. perché può essere utile magari parlare di casi appunto che ci capitano quotidianamente. Altro caso riguarda, coinvolgendo sempre l'INPS, persone che vengono da noi anche perché appunto sono in procinto di andare in pensione, ma una volta appunto controllato l'estratto si accorgono che magari effettivamente non è stato registrato, non so, una parte di contributi, per quanto siano stati già versati e anche da illo tempore. In questo caso, cosa si può fare? Anche qui non perdetevi d'animo, perché in realtà è possibile questi contributi recuperarli. Cioè, il problema è se non sono stati proprio versati. Allora, in quel caso il problema diventa diverso, perché essendo trascorsi magari tanti anni, magari erano contributi che riguardavano un'azienda che non c'è più, fallita, allora lì diciamo che probabilmente li avete persi. Ma se, come ci sono capitati tanti casi, non pensate, ma purtroppo succede spesso, mancano proprio quelle settimane o quei mesi o quegli anni che non vi consentono di avere gli anni giusti di contribuzione per andare in pensione, esiste un sistema, un meccanismo che noi avvocati applichiamo, conosciamo, che vi permette di andare a recuperare gli anni appunto che per un errore, ovviamente si parla di errore materiale, di errore dell'INPS, non sono stati, giusto, non sono stati registrati. Assolutamente Anche in sì. questo caso abbiamo dei casi concreti che sono andati tutti a buon fine e siamo riusciti poi a mandare in pensione la persona. A tal proposito, io non mi stancherò mai di dire, mi raccomando, gioca molto il tempo a vostro favore, cioè se vi rivolgete con l'autoanticipo o comunque anche solo l'anno precedente più o meno il vostro pensionamento a un consulente, a un avvocato che fa questo, siete avvantaggiati perché vi fate fare una verifica preventiva, cosa che noi e la nostra consulente di studio ne facciamo tante, una verifica preventiva e una pianificazione anche di quella che sarà la vostra futura pensione. Adesso qualcuno di voi si metterà a ridere, ma noi abbiamo persone che anche alla mia veneranda età, che non è veneranda ma è giovanissima, quindi anche al di sotto dei 50 anni fanno già questo tipo di pianificazioni. Io anche forse fino a qualche anno fa potevo ridere di ciò e dire ma figuriamoci, no? Perché uno non ha in mente il suo percorso, o meglio, cioè il suo futuro Certo. pensionistico. Invece il consiglio è proprio quello di far fare appunto tutta una previsione preventiva, scusate il gioco di parole, per poi, ed è lì che si scoprono eventuali mancate registrazioni, eventuali errori nella quantificazione della contribuzione. No, Massimo, ne abbiamo avuti Assolutamente, cioè, svariati di questi casi. Tu voglio consigli dire, la pianificazione sempre, perché poi sì, ma poi la cosa un po' che voglio un po' bacchettare appunto gli amici è, insomma, non state sempre a guardare i soldi, insomma, i soldi vanno spesi, insomma, adesso io capisco sono tutto, spesi, però sento a volte dei ragionamenti che veramente non condivido, ovvero, ma ha provocato, non so, sono costi, ma non è un costo, ma è un investimento che fate. Cioè, è come quando un imprenditore fa un investimento e non è che ha la pretesa matematica che poi arriva un ritorno immediato, lo fa con la certezza di fare qualcosa che certo. possa creare un beneficio. La stessa cosa che fate voi quando acquistate, tra virgolette, in questo modo improprio, vi appoggiate a un professionista con una consulenza che sia medica, architettonica. Ma Certo. scusate, Ma se anche dal avete medico ci vai anche in via preventiva, non è che aspetti la malattia magari a volte, no? certo, Celeste, Cioè vai a esatto, farti degli ma esami di anche in prevenzione. qualsiasi ambito, allarghiamoli veramente in qualsiasi ambito, Chiaro, in ambito chiaro. di ammodernamento della propria casa. Se fate i lavori di ristrutturazione, li fate alla Architettura, cieca, certo.
certo. Insomma, No, troverete vabbè, ma qualcuno. noi ovviamente diciamo cose che per noi sono scontate, però purtroppo hai ragione, c'è ancora un po' questa mentalità del spendo quando serve, perché sembra che non serva fare queste appunto relazioni preventive in Ecco, questi Jessica, casi. questa cosa, andando spesso in America, credo che sia una delle cose più evidenti che Sì, differenziano noi e gli americani. O ecco, vedi. comunque l'americano quello che pensa è usare, cioè fare qualcosa che possa creargli un beneficio, non gli interessa di quanto spende, ma lo fa perché dice, tanto questa cosa mi crea valore, no? E quindi spende. Poi è chiaro che, come ho detto prima, c'è sempre una scommessa, perché uno quando spende non è che ha la matematica certezza di risolvere i problemi, ma ci prova, ci prova. Certo, Questo certo. è quello che io vedo come differenza fondamentale. Assolutamente, ma è da persone intelligenti essere anche preparati, no? Alla fine, cioè, mi viene da dire che cioè, la pensione è fondamentale, è il proseguimento del proprio rapporto lavorativo, della propria vita lavorativa e stipendio. Quindi voglio dire, cioè, è giusto pianificare, anche perché abbiamo visto che ci sono veramente svariate ipotesi. Spesso una persona magari non lo sa, può andare anche in pensione anticipata, può avere determinati requisiti che magari non sapeva neanche di avere, può fare parte di categorie particolari, precoci, cioè ci sono veramente svariate. Per fortuna la legge che cambia spesso, quindi bisogna sempre tenersi aggiornati, ha comunque, cioè ci dà tante possibilità. Gli ultimi governi hanno lavorato molto sulle pensioni, devo dire, e hanno dato anche concesso dei modi di uscita dal lavoro anticipati anche per le donne, per le mamme con bambini, quindi voglio dire, sarebbe stupido, passami il termine, non approfittare di una relazione preventiva e sapere come organizzare il proprio futuro. Poi c'è anche chi magari, e ne abbiamo avuti, ne abbiamo tanti, chi ha lavorato in Italia una parte e ha lavorato, ecco, e questo è un argomento che ti interessa anche, e chi magari abbandona l'Italia e ha quella parte di contribuzione in Italia, poi va all'estero e chiaramente inizia ad aprire un'attività lì, quindi inizia a versare lì. Ecco, in quel caso, cioè, non è che dovete necessariamente perdere una delle contribuzioni, anzi, cioè, fatevi furbi, fate fare una relazione in Italia e capite che cosa vi conviene fare, se è una ricongiunzione, ma anche lì non esiste solo la ricongiunzione, ci sono tantissimi istituti giuridici previdenziali e ciascuno poi ha il suo caso. Può essere utile una ricongiunzione, può essere utile un cumulo, non lo potete sapere a priori, dipende anche un po' dalla vostra contribuzione, da che tipo di categorie siete, se avete lavorato come dipendenti privati, pubblici o come liberi professionisti, cioè ci sono poi tantissime gestioni, come sappiamo. Quindi è fondamentale anche in questo caso, anzi io direi specialmente per chi lavora per l'estero anche, giusto Massimo? Ne Assolutamente, abbiamo seguiti parecchi anche di quelli, giusto? assolutamente abbiamo seguito praticamente ogni tipo di fattispecie. C'è Natalia che dice che abbiamo una Sì, chiamata. abbiamo una chiamata, va bene, allora mandiamola in onda. Chi parla? Pronto? Buonasera. Pronto, buonasera, sono Paolo. Sì, ci dica Buonasera Paolo. Paolo, ci dica da dove chiama. Allora, innanzitutto non è vero che tutti quelli che hanno diciamo dei contributi che non sono stati versati non vogliono recuperarli, perché nell'ente pubblico non si può fare. Prima cosa. Seconda cosa, una volta quando c'era le lire 7-8 aliquote e quello permetteva di pagare. Adesso, siccome Prodi ha abbassato l'aliquota, l'ha portata da 24 a 21, 22, quindi si scatta subito automaticamente un reddito normale di un impiegato, si trova subito a dover a passare nella prima aliquota alla seconda. Quindi basta che faccia delle ore straordinarie o 2 o 3 compensi per progetti a cui ha aderito e ci troviamo questa cosa. Secondo me questa sarebbe una cosa da cambiare, perché è una cosa che inficia i redditi medio bassi, quindi incrementando queste cose si migliorerebbe il servizio. Altra cosa sulle cartelle esattoriali, se mi permettete ancora, io in corso delle problemi con le cartelle ho rateizzato, tante volte non si capisce entrando nel sito apposta con il CE
per capire la posizione, si fa fatica a capire quali siano le aliquote, cioè pardon, le cifre, i versamenti e tutto. E anche le multe, ad esempio. Grazie, Pronto? senta, scusi se... Sì, grazie. No, mi sta dicendo la regia che fra 4 minuti chiude la chiamata, non volevo... Chiude proprio, scusi, non ho capito perché chiude il Teams, quindi il collegamento si oscurerà. Grazie mi spiace doverla salutare così, ma non è una colpa nostra, né mia né dell'avvocato Leonardi. Non ho capito perché la regia, purtroppo il Teams chiuderà. Vabbè, certo. Quindi volevo salutiamo salutare... Enrico e rispondiamo adesso. Grazie, Allora, sì, al volo perché fra 3 minuti... Vabbè, sì. Allora, praticamente il tema è, il signore giustamente fa una serie di considerazioni. L'ultima dell'Agenzia delle Entrate, il signore deve sapere che giustamente abbiamo difficoltà, ma è la considerazione che stavo facendo io. Esatto. Questa attività la demandi a un consulente, perché lei non può pretendere, a meno che sia un commercialista, o questo non lo so, magari lo è, però sono aspetti prettamente tecnici. È normale che se lei entra, o normale, non dovrebbe essere così, ma in Italia purtroppo lo è, perché abbiamo una diciamo così, complicazione innata di tutte le cose, purtroppo a volte non si comprende, quindi certe cose il suggerimento è le demandi magari a un consulente se ha dei dubbi, perché è meglio farsi assistere che magari sbagliare e non capire determinate contestazioni che vengono fatte. Sui contributi previdenziali, ma dice che non si possono recuperare, ma non è così, perché anche nel pubblico se c'è una omissione sul certificato contributivo e si attesta che il contributo è stato, tra virgolette, trattenuto dal datore di lavoro e non l'ha versato, chiaramente il cittadino può richiedere che venga con i giusti riaccreditato. tempi di legge, se ci sono. È chiaro che non è una procedura semplice, perché richiede comunque l'intervento di una causa spesso, perché poi l'INPS, immaginate, se riconosce spesso queste cose, però si può fare. Noi l'abbiamo ottenuto in ambito privato, ambito privato, è vero, ma la procedura si può fare ovviamente con una causa. Che io sappia si può fare anche per pubblico, poi ovviamente dobbiamo guardare il caso specifico e guardare eventuali documenti. Non ho capito se si chiuderà o meno No, si va ancora avanti, perché quello lì era un messaggio che... che Natalia, quindi non lo so, me l'ha me l'ha scritto Natalia, ma mi ha scritto che si chiuderà la chiamata Teams, quindi io leggo quello che... Adesso si chiude, mi sta dicendo si chiude, quindi io prima di essere maleducata saluto tutti e ringrazio, mi spiace della fretta, comunque come sapete ci trovate a studiolegale-dirittissimo.com. Ci trovate alla regia o se chiedete alla regia i nostri contatti ce li ha, ci trovate sui social, l'avvocato Leonardi, Studio Legale Direttissimo, MN Lex, insomma sapete dove trovarci e ci trovate il giovedì sera alle 19, alle 17, sì, sono un po' confusa perché mi arrivano messaggi contrastanti, alle 17. Ma io ho scritto adesso a Natalia se dobbiamo staccarci oppure no, perché a me non è arrivato questo messaggio. Me lo sta scrivendo lei, o è uno scherzo o... ok, a posto. Allora, no, si chiude, mi dice, non penso sia uno scherzo, mi stava dicendo lei si chiude, quindi non volevo essere maleducata, ecco. Comunque sappiate che noi siamo sempre pronti a ascoltare i vostri casi, aspettiamo le vostre chiamate, anche le vostre richieste extra, perché ripeto, potete scriverci alla mail, basta scrivere a studiolegale@dirittissimo come il diritto a superlativo.com e vi diamo una mano, vi aiutiamo, facciamo un consulto anche assolutamente online. Io ringrazio Massimo. Grazie mille della puntata e ci vediamo andremo avanti fino a luglio, come sapete, quindi ancora qualche giovedì ci vedrete se vi fa piacere. E mi raccomando, godetevi un po', chi riesce si goda un po' di meritata vacanza. Grazie a tutti. Buona serata, ciao. Ciao, a presto, grazie. Avete ascoltato L'Avvocato Risponde.